Mai come questa edizione le Olimpiadi ci hanno insegnato che i risultati nello sport arrivano grazie non solo all'allenamento fisico e alla preparazione atletica, ma anche grazie alla forza mentale e al benessere psicologico. A spiegarci lo stretto rapporto tra psiche e sport è Marta Ghisi dell'Università di Padova. Un altro aspetto importante, sempre legato alla psicologia dello sport, che è emersa molto in queste Olimpiadi, è anche l'importanza del benessere della persona atleta, perché se un atleta non sta bene, non è al massimo delle proprie potenzialità anche mentali, abbiamo visto che questo può costituire effettivamente una difficoltà che va a influire sulla prestazione. Mentre a Tokyo gli atleti italiani davano il meglio, in Veneto è nata proprio in questi giorni la consulta psicologica dello sport istituita dall'Ordine degli Psicologi regionale, un team di professionisti che senza troppa pubblicità ha seguito ben 11 atleti in gara alle Olimpiadi. Importante è gestire la pressione e le aspettative, ci dicono. Si lavora praticamente sempre in team, quindi non si lavora esclusivamente con l'atleta, ma anche con l'allenatore. Poi lavorando con l'allenatore, alcuni aspetti che spesso vengono affrontati riguardano per esempio la creazione di un buon clima motivazionale. Apro una parentesi che non è legata alle Olimpiadi, ma per esempio a ciò che è successo recentemente negli europei. Anche Mancini ha più volte sottolineato come abbia dato molto valore e abbia sottolineato l'importanza del divertimento e non solo della prestazione.